Ciao You, bentornati su Real Napoli Football. Ragazzi, siamo in divisione 4 finalmente e comincia la nostra scalata alla divisione 3 in questo caso, con questa partita che adesso andremo a giocare in questa puntata. Chiaramente la scalata è sempre verso la divisione 1, ma come saprete ci avviciniamo alla fine della stagione, quindi presto scaleremo di nuovo di divisione. Io purtroppo non riesco a giocare con tantissima regolarità in questo periodo, quindi è molto difficile riuscire a raggiungere l'obiettivo della divisione 1, ma in ogni caso ci stiamo sempre provando. Sarebbe fondamentale cercare di arrivare in divisione 3 per non scalare di troppe divisioni e ricominciare da troppo in basso. Intanto Paris Saint-Germain Napoli. E nel frattempo, se vi fa piacere, magari mettete un like e seguite il canale per rimanere aggiornati su questa fantastica scalata che stiamo provando a fare. Vi ricordo con solo giocatori del Napoli, questa cosa è estremamente fondamentale. Intanto chiudo un po' l'armadio, vedo un po' di fenomeni, tra cui c'hanno anche il nostro Giannino Di Lorenzo. Io devo abbassare un po' l'audio, altrimenti mi massacrano le orecchie. Come vedete abbiamo il nostro buon Ostigard, stiamo tutti bene, top. Wow, Meret no, cazzo, Collini peggio, perfetto, gioca Meret, interessante. Vabbè, in divisione 4 i punti da fare sono 16 per approdare in divisione 3, non sarà per nulla facile, ma ci proviamo. A regalarci tutte le emozioni che ci si aspetta da una partita inaugurale. Molte le squadre in campo, tante si parte aggressivissimo il Paris, ma proviamo subito a mettere in chiaro la situazione. Dribbling di Kvara, sbagliato il passaggio, è stato stupido passare in profondità, serviva un passaggio classico, attenzione. Riparte con Pepe il Paris, prova a chiudere Rachmanic, Ostigard che svetta fortunatamente, e poi Anghissà prova ad andare da Lozano, ma niente da fare. Attenzione che prova il Paris ancora ad attaccare, Rachmani chiude, Ciuchi Lozano, errore qui in impostazione del Ciuchi, Rachmani, torna Giannino, Ostigard ancora a chiudere, Lobo. Stiamo soffrendo un po'. Zielinski, Lobotka recupera una gran palla, se ne va Lobotka che prova ad allargare da Kvaratskhelia, dribbling di Kvara, incredibile, palla per Osimhen, niente da fare, non riusciamo a impostare bene per il momento. Di Lorenzo, Meret, senza pensarci troppo, la palla però non finisce nessuno, Lobotka, Mario Rui, Zielinski, palla per Osimhen che appoggia ad Anghissà, che questa volta può allargare verso il Ciuchi Lozano che prende campo Lozano, cross di Lozano, merda Lozano, cazzo di cross ha fatto Lozano? Porca troia, che cross di merda io. Che cross di merda il Ciuchi. Peccato perché avevamo costruito una grande azione. Rachmani, anticipo pazzesco, Zielinski appoggia per Osimhen, dentro per Anghissà che prova ad andare profondità da Osimhen, niente da fare, Ostigard, anticipo incredibile di Lorenzo, Anghissà allarga per il Ciuchi Lozano che la dà a Zielinski che la ridà a Lozano, dentro Lozano, quest'altro il cross è buono per Osimhen, il palo pazzesco di Osi, ragazzi. Rachmani qui si mangia Pepe, poi Lobotka per Zielinski, Anghissà, Lozano, peccato, errore di Giannino qui. Rachmani deve chiudere su Pepe, ma c'è il ritorno di Anghissà, bravissimo. Lobotka, Zielinski, Mario Rui riesce ad allargare per Kvara, ma la palla non arriva a Kvaratskhelia, per chiudere Zielinski e il maestro, bravissimo. Ostigard, Zielinski questa volta riescono ad allargare per Kvaratskhelia che perde palla, ma Zielu la recupera e la ridà a Kvaratskhelia che allarga verso il Ciuchi Lozano che appoggia Di Lorenzo che la ridà a Lozano, dentro per Osimhen, niente da fare, Osi però recupera palla, attenzione, scippa palla Osimhen, dentro c'è Kvaratskhelia, che cazzo si è divorato Kvara, ragazzi. Che cazzo si è divorato Kvara, ragazzi. Lancio lungo del Paris, Ostigard
contrasto con Pempè, questa volta perde il contrasto, dentro di nuovo Lobotka, Giannino Di Lorenzo e poi Anghissà, Lozano, Di Lorenzo, un po' azione un po' macchinosa e si vede. Rachmani però ad andare da Lozano, Di Lorenzo, Ostigard, Meret lungo, anticipato Zielinski, Ostigard riesce a recuperare palla solo per un momento, poi contrasta ancora Lobotka, attenzione, fuori gioco. Fortunatamente la difesa si muove bene. Molto bene, molto bene. Meret, conviene andare lungo da Osi, attenzione, Osimhen tiene la posizione, palla per Zielinski che allarga per Kvaratskhelia, che appoggia per Anghissà, dentro il Lobotka, ancora per Zielinski, Zielinski appoggia per Lobo che la prova a ridargliela, niente da fare. Attenzione Lobotka, un po' lento il passaggio di Lobotka, qua recupera palla però, grandissimo Lobotka, si gira, va da Meret che allarga da Giannino Di Lorenzo, attenzione Rachmani, Lobotka, Anghissà, scende Anghissà, prova a scendere Anghissà, fuori gioco di Osimhen, vero? Invece no, attenzione, la zona di larità, Osimhen, si gira Osi, cross di Osi, c'è Zielinski, esce il portiere, Rachmani, proviamo a chiuderli, attenzione, Lozano dentro per Di Lorenzo che prova a crossare, c'è Osimhen, fermato a un nulla. Al tiro, attenzione Messi, torna Lobo che va poi da Meret che va lungo, preferiamo non rischiare, Osimhen per Kvaratskhelia che prova ad andare da Zielinski, palla per Zielu che si ferma, Kvaratskhelia, attenzione Kvara, non deve perderla, Ostigard, Lobotka, Di Lorenzo per Ciuchi Lozano, brutto passaggio di Giannino purtroppo qui. Rachmani deve chiudere il passaggio, lo fa insieme ad Ostigard, benissimo, tacco di Ostigard addirittura. Giannino, altro errore di Giannino, il capitano, Naccia, Anghissà, mamma mia, passaggio veramente da brivido. Zielinski per Di Lorenzo, prova ad appoggiare a Lozano, perdiamo palla, finisce il primo tempo, poi partita equilibratissima, abbiamo preso un palo. Tanto abbiamo tirato solo noi, abbiamo preso un palo, dobbiamo cercare di essere un po' più incisivi. È stato un atteggiamento magnifico da parte della squadra che non ha mai permesso agli avversari pareva strano. chiare occasioni da gol. Pareva strano. Tempo sullo 0-0 e dunque tutto è ancora possibile. Pareva strano. Bene, si vola. Cambia nel pari, fuori Messi, dentro Alexis Sanchez addirittura. Attenzione, Kvara, Mario Rui, Zielinski, palla per Kvaratskhelia che prova ad entrare in area, Kvaratskhelia, il cross, c'è Osimhen! Boom, colpito poi da Upamecano. E calcio d'angolo. Potrebbe essere una buona occasione, Osi non è riuscito a svettare. Adesso Lobotka prova ad andare proprio da Osimhen che prova ad appoggiare, non ci riesce, purtroppo Ostigard contro Gnabry e Zielinski, poi appoggia per Mario Rui che la dà a Zielinski, ancora Mario, palla per Mario Rui, ancora Mario Rui, cross di Mario Rui, incredibile ragazzi, Mario, palla per Kvara, per Zielinski, fallo su Zielo dal limite, brutto fallo su Zielo. Stava caricando il tiro ragazzi, attenzione, Zielinski prova la magia su punizione, niente da fare, Mario Rui, calcio d'angolo, Lobotka, attenzione, proviamo ad andare ancora da Osimhen che è contrastato, Osimhen non riesce a metterla dentro. Niente da fare stavolta. Zielinski, Mario Rui, colpo di testa verso Kvaratskhelia, dentro per Anghissà, Osimhen, tiro di Osi, niente ancora. Mario Rui appoggia per Kvaratskhelia, Zielinski, Anghissà, niente da fare. Peccato ragazzi, peccato. Ostigard,
ancora per Mario Rui, Anghissà, la palla arriva a Zielinski, niente da fare, non riusciamo ad incidere come dovremmo. Anghissà allarga per il Ciughi, ma niente da fare. Di Lorenzo, attenzione, Rachmani, no, si fa superare qui Rachmani, brutto brutto brutto. Ferma tutto Ostigard che poi rilancia e fa benissimo. Ciughi Lozano prova ad appoggiare, niente da fare. Partita in ogni caso abbastanza divertente. Mario Rui si divora Gnabry e poi va da Krisha Kvaratskhelia che appoggia per Mario Rui. Prova a ridargliela, niente da fare. Incredibile Mario Rui. Prova a recuperare, c'è Meret, bravissimo Meret. Bravissimo Meret che prova ad andare dal Ciughi Lozano che appoggia per Anghissà che la ridà a Lozano che vede lo scatto di Osimhen che prova ad andarsene. Osimhen, si gira Osimhen, la dà al Ciughi Lozano ancora. Lozano deve attendere, dribbling di Lozano, palla per Di Lorenzo che prova il cross, niente da fare. Guadagniamo un buon fallo laterale. Lozano, Di Lorenzo, la palla arriva a Zielinski, attenzione palla per Lobo per Osimhen. Potrebbe servire gente fresca. Lobotka appoggia per Ciughi Lozano, dribbling di Lozano che prova ad andarsene su Van Dijk. Era fallo lì, Calcio di punizione per il Napoli. Era fallo. Vediamo in panchina come siamo messi. Vediamo in panchina come siamo messi. Io se riusciamo a fare qualche sostituzione interessante. C'ho il Ciolito, Ciolito è un fire. Non lo so, io sono indeciso di lasciare Osi e comunque e fare il 4-2-4 scandaloso a UE, scandaloso il 4-2-4, però a volte mi ha risolto le partite. Ti dirò, io ci provo perché Anghissà è sceso nel rendimento, ci provo, io lo so che è inguardabile questo 4-2-4, è veramente inguardabile, però mi dà l'opportunità di avere più attaccanti in area. E metto anche un po' Politano, posto il Ciughi che non mi ha proprio fatto, non ha giocato proprio alla grande. E il resto li lascio in campo. Mettiamo questi due freschi io. Vedo un 4-2-4 che secondo me può funzionare. Lobotka prova ad andare da Osimhen. Lobo, attenzione, Osimhen se non riesce a fare la sponda. Ostigard intercettato il pallone di Ostigard che però adesso a chiudere su Lewandowski insieme a Mario Rui. Ostigard chiude su Lewandowski e poi adesso prova a darlo a Mario Rui, ma niente da fare. Ostigard ancora, niente, no. Rachmani, non ci credo. Primo tiro in porta del Paris Saint-Germain. Non avevo dubbi. Sempre così, Ayu, sempre così. Sempre così. Primo ed unico tiro in porta del Paris Saint-Germain e segnano. Ma Dio cane, Ayu. Ma che cazzo. Zielinski, palla ancora per Mario Rui che prova a tornare da Zielinski, mangiato ovviamente dal difensore. Osimhen ha provato a ridarla a Zielo, niente da fare. Di Lorenzo per Politano, palla per Di Lorenzo, ancora la ridà Politano che prova ad appoggiare per Simeone, niente da fare. Simeone dentro ancora per Politano, ovviamente non riusciamo. Se ne va Pempè, no, perché Rachmani prende palla. Dentro per Di Lorenzo, prova a ridarla a Rachmani che appoggia per Politano che prova ad entrare in area. Politano il cross, prova la sforbiciata Simeone, poi Simeone, Kvaratskhelia di testa. Ma perché di testa? Ma perché di testa? Courtois rilancia verso Pempè, c'è Giannino Di Lorenzo che svetta alla grande. Lobo appoggia Zielinski, scende Zielo che porta palla a Zielinski, prova a darla ad Osimhen che si gira, niente da fare. Ostigard, Mario Rui su Giannino, avversario, recupera palla, attenzione Kvaratskhelia,
Poggia Zielinski, fallo su Zielo. Dai, che cazzo ce ne frega, dai. Non meritiamo proprio di perdere. Non meritiamo assolutamente di perdere, ragazzi. Assolutamente, queste posizioni sono per il cancro. Io veramente non, cioè, veramente non mi servono a niente. Proviamo ad andare lì. Da Zielo ci riesco. Poi Giannino. Simeone. Poggia per Osimhen. Che ci mette un'ora e mezza per girarsi. E questo è il problema. Rachmani. Questo è un passaggio quantomeno discutibile. Partita penso sia finita, io. Mamma mia, che sconfitta immeritata, mamma mia. Meret, proviamo ad andare lungo, niente da fare. Non recuperiamo nemmeno palla, ragazzi. Mamma mia. Ostigar. Lobotka. Proviamo ad andare da Politano, dribbling di Politano. Prova ad andare dentro. Niente da fare. Politano. Giannino, Zielinski, niente. Mamma mia. Che cancro, io, che cancro questo. Che cancro, non ce ne importa contro 8. Gesù Cristo. Vabbè, ci riproveremo. Alla prossima.